Buonasera amici di RTV, siamo qua a Nogara all'interno della biblioteca civica di Nogara, Elisa Masini, per una rassegna letteraria organizzata dalla Pianura Cultura, un evento che vede anche il patrocinio della provincia e della regione Veneto, oltre che del comune di Nogara. Siamo venuti qua a intervistare l'autore che è stato ospite in questa giornata, Francesco Occhi, che ha presentato un libro che parla del nostro territorio, della pianura veronese, che si intitola Tracce di paesaggio. Il libro appunto racconta delle tracce lasciate dall'uomo nel nostro paesaggio qui del Basso Veronese, descrivendo la storia delle varie vie che possono essere le vie economiche, come la strada del riso, della seta, del tabacco, dello zucchero e dei cimiteri, ma anche le vie naturali come la strada dell'acqua, delle bonifiche, eccetera, eccetera. Comunque sentiremo, ci dirà qualcosa in più nell'intervista adesso il libro. E poi sentiremo il sindaco di Nogara e presidente della provincia di Verona, Flavio Pasini. Il libro dal titolo Tracce di paesaggio è un percorso che racconta delle tracce che l'uomo ha dato al paesaggio, tracce legate a delle strade, no? Che sono le strade dell'attività economica, quindi strade legate alla coltivazione del riso, del tabacco, della seta e quindi della canapa e anche dello zucchero, ma sono anche strade che sono legate proprio alla presenza dell'uomo sul territorio, quindi le strade legate anche alle vie d'acqua, quindi ai tanti fiumi che attraversano il nostro territorio, ma anche a quelle che sono le abitazioni, i luoghi, le dimore delle nostre persone, che sono dimore semplici per chi vive il territorio, ma anche nobili dimore, che sono quelle dei nobili signori che hanno vissuto nel territorio. Sono delle tracce che abbiamo come le orme, no? Che rimangono sempre, e sono anche la nostra storia, la nostra memoria, per ricordare il passato e per trasmettere anche questa conoscenza per quelle che sono le generazioni future, per capire che attraverso il passato, attraverso la memoria, si può andare avanti, si può credere ancora in quella che è la nostra tradizione, i nostri modi di vivere. Abbiamo appena finito di ascoltare Francesco Occhi con il suo libro Tracce di paesaggio, e direi più che altro una pennellata su questa nostra pianura con questi colori stupendi che il nostro territorio riesce ad esprimere in qualsiasi stagione. La pianura veronese offre degli scorsi importantissimi. Se poi leghiamo questi paesaggi ai lavori che si facevano una volta, ai caramifici, alle lavorazioni della seta molto importanti nel nostro territorio, le coltivazioni poi che abbiamo del riso e di altre culture appunto rinomate e prestigiose, abbiamo questo quadro d'insieme di una pianura che offre moltissimo ai suoi visitatori. Trovare degli artisti come i fotografi che riescono poi a imprimere queste fotografie interessanti del nostro territorio e degli scrittori che riescono poi a scrivere riguardo a questi paesaggi, penso che sia una cosa importantissima. La nostra pianura va rivalutata e va soprattutto scoperta, perché abbiamo delle bellezze artistiche impressionanti. Pensiamo alle ville venete che sono disparse su tutto il nostro territorio, pensiamo alle chiese, alle cappelle, alle corti rurali, e quindi il nostro è un invito a trovare e a riscoprire appunto la pianura veronese, e questo viene fatto e portato avanti anche attraverso questa bellissima rassegna di libri che ci fanno riscoprire gli usi e i costumi del nostro territorio, e poi anche altre cose, altre curiosità legate alla cucina e al modo di essere e di vivere. Quindi vi invito tutti a venirci a trovare in Biblioteca Nogara per questi interessanti appuntamenti del sabato.